Evelina, un'altra mamma, un'altra storia. Buongiorno a tutti, io leggo perché sennò so che mi emozionerò durante questo discorso. Allora, la prima cosa che ho accettato con vera gioia l'invito della Presidente Breggio, che ringrazio per avermi dato la possibilità di parlare di dono, di un dono speciale, e parlare di doni, di generosità spontanea senza voler nulla in cambio ci fa sentire bene. Mi chiamo Evelina e sono la mamma di Mattia, che da poco più di un anno è ritornato libero, come piace dire a me. Mattia aveva 29 anni, era un ragazzo dall'animo sensibile e generoso, nascosto da un carattere introverso e a volte burbero. L'8 settembre 2021 Mattia ha donato se stesso dopo 6 giorni di coma farmacologico e un encefalogramma avviato. 6 giorni prima, infatti, il 2 settembre, Mattia si trovava a Caorle con un'amica. Pranzo leggero, un po' di relax, la felicità di aver ricevuto una notizia importante che attendeva da tempo e a metà del pomeriggio la breve nuotata. Camminando verso riva, Mattia ha avuto un malore, un arresto cardiaco, ci hanno spiegato all'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia, e poi è scomparso in acqua, letteralmente inghiottito dal mare. I soccorritori sulla battigia prima e i medici del suono dopo hanno fatto l'impossibile per salvarlo, ma 8 minuti senza ossigeno sono davvero troppi e hanno purtroppo compromesso tutti gli organi interni. Quella stessa sera abbiamo scoperto che Mattia era in vita un donatore di organi, una sorpresa per noi, un grande onore al tempo stesso. 8 minuti di anossia, quindi 6 giorni di coma, e l'8 settembre Mattia ci ha salutato donando la vita ad altre vite. È riuscito a donare le valvole cardiache, le cornee, i tessuti, ma di più non ha potuto fare. Ma cosa accade dopo? Cosa rimane oltre il dolore, anche fisico, continuo e sopportabile? Come si riesce a colmare un vuoto fatto di altrettanti vuoti? Accade che quando realizzi per davvero che tuo figlio fisicamente, dico attenzione, solo fisicamente non c'è più e i medici ti dicono che stanno per avviare le pratiche per l'espianto, ecco, in quel preciso momento realizzi che tuo figlio si è davvero fatto dono ed è per davvero la speranza di tante persone, di tanti bimbi che stanno aspettando proprio lui per tornare a vivere o per migliorare la qualità di vita, da vedere, godere di un paesaggio, abbracciare un caro. Certamente sono una mamma ancora zoppicante, col cuore ferito, ma sono anche una mamma fiera, ancora più innamorata di suo figlio per il grande gesto d'amore e umanità. Mattia è intorno a me sempre. Lo sento come energia vitale che scorre nelle mie vene, ho quasi la sensazione, dico sempre, che mi sia tornato nella pancia. Lasciatemi ringraziare infine tutte le persone che hanno soccorso e aiutato Mattia nell'immediato sulla spiaggia a Caorle, le sue e l'equipe medica della terapia intensiva dell'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia, che ha assistito amorevolmente Mattia minuto per minuto durante tutta la sua degenza. I medici, gli infermieri, tutto il personale sono stati tutti di una professionalità, gentilezza e disponibilità uniche. Grazie. Voglio lasciarvi con la fragilità della bellissima canzone Vita di Dalle Morandi, titolo che trovo perfetto per questa giornata così importante. La sofferenza tocca il limite e così cancella tutto e rinasce un fiore